Si diventa un'occasione che vedono una bidda internazionale e difatti si intendi una moldava, una danese e poi un'amica norvegese, Cristina, che vive in questa bidda galana e di raccontare come sta andando questa avventura cosa sua. Cristina, come ti trovi a Seneca? Come è sbocciato questo amore? Come mai sei finita in Sardegna? Mi trovo benissimo a Senegal, mi piace molto, sono qui da 10 anni. Mm, I primi anni solo per vacanze. Ho trovato una bellissima casa che ho potuto comprare con i miei pochi soldi. Ho venduto il mio appartamento a Oslo per venire a vivere qui. E del festival cosa ci dici? Ti piace questa invasione di poeti e di artisti? Sì, moltissimo, perché fa vivere il paese. Della Sardegna cosa conosci? Non abbastanza. Ci sono molti posti che devo ancora conoscere. Conosco forse di più la provincia di Oristano. Sono andata anche a Cagliari, anche un po' al nord, a ehm, Porto Torres. Sì, Ci dici una cosa che non ti piace dei sardi? che non mi piace. Difficile. Che ti piace? Dei sardi. Che sono qui in campagna sono poco stressati. Ora però ci devi fare un saluto in norvegese. Ha det bra, jeg håper dere har det fint. Se på Eia TV.